Amici belli, amici bellini, benvenuto Giovanni Valastro, non possiamo fare altrimenti. Benvenuto Giuseppe Croce. Perché queste notifiche funzionano sempre in ritardo e non durante la live? Non si sa. Comunque dobbiamo affrontare questa partita, facciamo un pochino di analisi, analizziamo i gol subiti, l'idea che secondo me aveva Gattuso e dove abbiamo sbagliato, perché abbiamo sbagliato diverse volte, ma senza indugio. Dobbiamo fare un po' di lavagnetta, ma andiamo nel profondo stavolta, perché lo sapete, questi sono i giorni in cui si parlerà di Gattuso out, si parlerà delle possibili soluzioni. Cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. E insomma, amici bellini, come ogni lunedì è martedì e quindi ci troviamo di fronte alla solita questione dove dobbiamo analizzare i problemi, le disgrazie di questo Napoli, ma non c'è problema, veramente non c'è problema, perché l'idea è chiara, io ce l'ho bella chiara, il quadro è chiaro, almeno a me sembra chiaro ed evidente. Lo analizziamo insieme, voglio i vostri commenti, perché mai come questa volta ogni spunto può essere interessante per aggiungere un pezzettino al puzzle, perché è un puzzle di cose che non vanno bene, è una questione di che si sommano uno con l'altro. Ringrazio tutti per la partecipazione alle live, mi dispiace sempre non poter leggere tutti i commenti perché siete tanti, i moderatori mi aiutano tantissimo, e volevo anche sottolineare, visto che abbiamo fatto partire questa nuova iniziativa, no, del commento memorabellino, l'idea di Giuseppe Argento con il nome copyright di Rita. Vi faccio un esempio preso al volo, così guardate, Bobotta man of the match moralmente, ma perché è proprio così. Allora ci sono questi commenti che io pesco così random, che ci fanno sentire anche più ci riconciliano con il mondo, perché è una tragedia. Se la prendiamo con rabbia, con fate schifo, è vergognoso, tutte queste cose qua che a volte anche a me vengono perché nella foga del tifoso, secondo me non facciamo il bene nostro, perché poi il bene del Napoli lo dovrebbero fare qualcun altro, ma non facciamo il bene nostro. Noi approfondiamo, cerchiamo per mie intuizioni, e poi voi mi confermate o mi smentite, dove arrivano i problemi dettati da errori dell'allenatore, errori dei singoli, e poi la società, perché non possiamo dimenticare le responsabilità della società, specialmente in questo momento, perché alle volte ti va bene, alle volte, come ultimamente, ti va male. E per questo ringrazio anche gli oltre 400 che già hanno firmato la petizione, perché noi diciamo sì, fai tornare De Nicola, ma diciamo nel profondo, vedete la petizione che trovate nei commenti, non nei commenti, nella descrizione, la petizione De Laurentiis: per favore, hai fatto delle cose straordinarie, adesso ci vogliamo strutturare come società e crescere come società, è la cosa più importante, e dopo capiremo anche il perché. Quindi andate a firmare. Andiamo a vedere un pochino le immagini dei gol presi, giusto per fare un'analisi iniziale importante. Il primo fermo immagine è questo qua, dove vedo una squadra schierata. Tra l'altro, cosa importante, questa azione dell'Atalanta viene da un rilancio di Meret verso Elmas non la prende, l'Atalanta prende la palla, la muove bene e arriva in porta. Questo anche per dire sì, partire dal basso è rischioso, ma con l'Atalanta era rischioso anche lanciarla, quindi purtroppo era complicato. Ci sono cose negative sia nel lanciarla lunga, se non accorci bene sulle seconde palle, come diciamo sempre, sia nel partire dal basso. Insomma, arrivati a questo punto, io vedo delle cose sbagliate, e sul cross di Muriel, vabbè, di Lorenzo poi ci penso, ma abbiamo Politano che non arriva né fino in fondo a raddoppiare, rimane là. Fabian, a chi stai marcando? A nessuno. Posizioni che non so se sono dettate da Gattuso come linea difensiva, come fase difensiva, ma le posizioni sono tutte sbagliate, perché alla fine sono liberi, e se il cross arriva a rasoterra comunque arriverebbe su Gosens, perché Ramani è troppo lontano da Gosens. Maksimovic non si sta marcando nessuno, su Meret anche si può discutere, tu là stai marcando il palo, non può tirare, potresti stare un pochino più al centro e magari quel cross che arriva bello morbido sulla testa di Zapata potevi anche farlo tuo. Dopodiché Zapata è ovvio che si va a scegliere lui il difensore più scarso,
e si mette tra Mario Rui ed Elmas e poi gli salta in testa, ovviamente, ma è lì secondo me Maksimovic che deve sentire il vuoto alle sue spalle e deve dire: se Muriel sta crossando, dov'è Zapata? Mi devo girare, devo beccare Zapata e devo aiutare chi lo sta marcando, perché altrimenti là in mezzo non serve a niente e la palla arriva proprio a Zapata ed è 1-0, quindi inutile prendersela con Mario Rui in questo caso, si la può prendere in altri casi. Secondo screenshot, che cosa vediamo? Vediamo il gol del Napoli e vi spiego anche che secondo me questa era l'idea generale. La palla parte da Fabian Ruiz, non si vede, fa una decente verticalizzazione verso Politano tra le linee, che si muove come suo solito e trova finalmente due movimenti senza palla che poi liberano Zielinski. Vedete Zielinski come attacca lo spazio? Perché? Perché Osimhen ha fatto il primo movimento verso l'esterno e anche Insigne si è portato il suo marcatore. Di conseguenza, visto che l'Atalanta gioca uomo, questa era l'idea di Gattuso: fare muovere la punta per portarsi via l'uomo e sperare nell'inserimento dei centrocampisti o delle altre ali. Ovviamente qui, come vedete, si libera benissimo Zielinski, è bravo poi in seguito Politano a pescarlo e Zielinski fa una perla, perché spalle alla palla, si gira un attimo, guarda la palla, poi controlla la posizione del portiere, la becca al volo di destro, un gol straordinario. E quindi l'avevamo fatta, ragazzi. Qual è l'idea di Gattuso? Non è idea. Gattuso qualche idea ce l'ha, e in questo caso non andare di 4-3-3 e andare di 4-2-3-1 significa non avere Bakayoko vertice centrale, che sarebbe una cosa grave, significa avere il doppio play e significa avere Zielinski più vicino ad Osimhen, poi come vedremo anche nella lavagnetta. Terzo fermo immagine, questo gol qua, c'è prima un intervento di Bakayoko mollo su Muriel in contrasto, tu devi prendere palla, pallone, palline e poi gambe e lo devi lasciare a terra, e invece no, intervento motion, nel contrasto Muriel pare pure che la tocca con un braccio, ma non mi permetterò mai di recriminare sull'arbitro, perché ci poteva essere anche rigore sul fallo di mano involontario di Lorenzo, pare che tocchi il ginocchio, si è lamentato tantissimo Gasperini. Vabbè, noi in silenzio stampa non possiamo controbattere. Su questi vari rimpalli poi Muriel taglia tutto il campo, trova Zapata che è liberissimo, e qui secondo me sbagliano sia Rachmani che Maksimovic, perché rompono tutti la linea. Di conseguenza, quando loro rompono la linea, credo che i terzini debbano rimanere broccati, la brocca, e quindi troppo spazio, ci risiamo, questi gli errori fatti in Coppa Italia, troppo spazio per Zapata e per Muriel. Zapata poi controlla, la metterà al centro ed è in ritardo, arriva in ritardo Di Lorenzo su Gosens. Ce la possiamo prendere anche con Di Lorenzo, ma qui rompono la linea in due, non è possibile, non si può fare. Ultimo fermo immagine, questo è il passaggio sciagurato che Fabian fa verso Bakayoko, che viene poi pressato subito. Non era marcatissimo, quindi posso capire il passaggio di Fabian. Poi Bakayoko, nel ridargliela, fa il secondo errore, giustamente, perché figuriamoci se ce ne va una buona, e dopodiché Muriel recupera palla e, ragazzi, fa un gol straordinario, manda ai matti Rachmani e poi da defilatissimo trova l'angolo alto. Era pure impossibile, un gol impossibile. L'ultimo screenshot è pure inutile, perché su calcio d'angolo la classica spizzatina che manda fuori tempo tutti i difensori, e lì arriva chi deve arrivare, pare Romero, non mi ricordo nemmeno, non mi interessa, non mi ricordo nemmeno. E qua si parlerà del fatto che hai fatto entrare a freddo Koulibaly, hai fatto entrare a freddo Ghulam. Io li ho visti che erano pronti per il cambio qualche minuto prima, dopodiché si può anche decidere: ok, calcio d'angolo, faccio entrare Ghulam al posto di Mario Rui, c'ho più fisicità, magari la prende lui di testa, quindi mi spiego la scelta, però capisco che è una scelta che verrà contestata, perché a freddo il calcio d'angolo meglio tenerti un Maksimovic che sta almeno caldo sui muscoli, e comunque Koulibaly non è stato reattivo, quindi purtroppo non ce ne va bene una, ragazzi, non ce ne va bene una. Ma prima di passare alla lavagnetta, fatemi ringraziare un attimo Marco Basile, vi faccio vedere una piccola anteprimetta. Che cosa meravigliosa, devo fare un remix pazzesco. Fragili mentalmente è su Spotify, è su Apple Music, è qui su questo canale YouTube, andatelo a vedere assolutamente. Voglio tutto il vostro supporto, perché almeno ci divertiamo tra di noi. E passiamo senza indugio, faccio il miracolo Amrabat. Dove sta Amrabat? Ah, ma è tutto sbagliato, allora dobbiamo aggiustare. Vedete dei fiori? Dovete vedere questa situazione di lavagnettissima. Ovviamente il Napoli si schiera così, e sappiamo che quando ti schieri
eri così, con il 4-2-3-1 in fase difensiva sei così, e ci sta, e si è lavorato anche bene nel primo pressing, non un pressing forsennato, perché non bisognava farlo forsennato, perché fanno i triangoli e ti fregano, però non c'è niente da dire, la voglia di far festa è quella di fuggire. Da quando in mondo si possono incontrare c'è qualcuno che sceglie di andare a ballare da me, che metto sulla musica più forte che c'è, e allora se qualcuno vuole venire a ballare io li porto fino al sole, diceva Giovanotti. Mi sto perdendo in chiacchiere, sì lo so. Meret mi sembra incorpevole sui gol presi, forse il posizionamento sul gol di Zapata, ma veramente poca roba. Di Lorenzo continuano ad arrivare gol dalla sua parte, ragazzi, prendiamocela. Secondo me, io vi devo dire la verità, do la colpa alla società, perché avete rovinato l'unico terzino un pochino meglio che avevamo, perché lasciando solamente Mario Rui e Di Lorenzo, con Yusai che comunque non sia mai, con Gulam che non può giocare a pallone, con Malquit che non era visto dall'allenatore, avete rovinato Di Lorenzo, che secondo me a livello almeno fisico, strutturale, tecnicamente non un granché, ma almeno fisicamente ci stava, l'avete rovinato perché non può giocarle tutte assolutamente. Rachmani, troppa distanza tra lui e gli attaccanti, non bene. Maximovic non bene, sempre mollo negli interventi, mi sembra sempre svagato, non mi è piaciuto, e non mi è piaciuto l'ingresso di Koulibaly. Mario Rui ancora una volta sempre lui, qualche cosa anche interessante, perché l'idea era quella dei lanci delle fasce, Mario Rui verso Elmas e Di Lorenzo verso Politano, oppure verso Osimhen che andava, ma poi lo vediamo, aspetta. Comunque non mi è piaciuto anche Mario Rui. Gulam men che meno. Fabian ha alternato delle cose interessanti alle solite stupidaggini, le ho detto apposta, stupidaggini. Bakayoko, qua sarò impopolare, per me fino all'errore insieme a Fabian Ruiz che porta a gol poi dell'Atalanta, a me non era dispiaciuto, almeno in crescendo rispetto alle ultime prestazioni veramente mollicce. L'ho visto un pochino di più anche tentare di smistare la palla e di sveltire un pochino il gioco, ma quelle sono le caratteristiche, ragazzi, l'abbiamo detto dal primo momento quando abbiamo visto gli highlights, skills di Bakayoko. Questo è lentissimo, è macchinoso, ha la fisicità, il senso della posizione ce l'ha, ma deve stare tutto bene intorno. Se tutto intorno fai bene il pressing, lui può sfruttare il senso della posizione. Se si trova in mezzo ai giocatori che gli arrivano addosso non può fare niente neanche lui, e quindi paga anche lui gravemente. Elmas impalpabile, Elmas è l'esempio per antonomasia di quelli che veramente non sai dove te lo ritrovi, non ha fatto nulla, veramente una partita impalpabile. Poi entra Insigne, qualcosina, il solito ripiegamento difensivo importante, ma bene i movimenti senza palla qui. In un'occasione arriva al tiro, nell'altra occasione porta al gol di Zielinski il suo movimento, quindi la differenza, ragazzi, l'ha fatta anche oggi Insigne, devo dire la verità. Poi gli altri dicano che Insigne è il male del Napoli, nel profondo magari è il male del Napoli, tra spogliatoio, tra dinamiche eccetera, ma in campo è uno di quelli che fa la differenza. Gli allenatori lo mettono sempre per un motivo evidente. Zielinski fa il solito movimento, arriva ad un ottimo gol, brioscine, buona proposta, buona anche qualche strappo, però più di questo non poteva fare. Dopodiché entra pure Bobotta che ce lo ritroviamo dietro la punta, ce lo ritroviamo anche punta centrale. Bobotta, la mascotte fino alla fine. Osimhen le dolenti note, nel senso che si batte come un dannato, come un leone, molti controlli purtroppo li sbaglia. Se resta uno contro Romero fa una bella figura perché gli dà il punto di riferimento a uomo. Ha cercato di allargarsi ogni tanto sulla fascia per cercare dello spazio, ancora non ha lo scatto bruciante che abbiamo visto a inizio campionato. Io non lo so se è una questione di fisicità che ancora non è tornata, oppure se, ragazzi, questo è, e ci ha fatto vedere delle belle cose all'inizio, ma purtroppo questo è. Certo è che il peso del cartellino rispetto al rendimento in campo, adesso che insomma deve ancora ritornare al 100%, è grave, è pesante. Quindi ancora idea societaria: perché hai puntato su una scommessa quando il secondo attaccante è Mertens che è anziano? Anche qui bisogna ragionare sulla società. Politano invece probabilmente il migliore dei nostri, perché comunque dispensa assist per Zielinski, l'autogol lo procura lui, si muove abbastanza bene, fa quello che può, e quindi questo è. Dopodiché insomma, ragazzi, Gattuso out, ok, va benissimo, io non vi contesto, capisco che chiedere la testa dell'allenatore in un momento del genere è una cosa normale, magari potrebbe dare una scossa ulteriore a questi giocatori, ma l'acqua questa è.
l'olio non c'è e friggere è difficile. Ovviamente purtroppo tra infortuni, sfortuna, gestione, preparatori atletici, medici, covid, la stagione particolare eccetera, giocare ogni 3 giorni, più di questo è complicato fare, si poteva fare ma programmando meglio prima, adesso diventa veramente complicata. Chiunque venga è il benvenuto da parte mia, non mi metterò a fare la vedovella di Gattuso se Gattuso dovesse andare via, no, assolutamente. Se viene Mazzarri, benvenuto Mazzarri, bentornato Mazzarri, se viene Benitez, bentornato Benitez, se viene Reia, bentornato Reia, e sono tutti nomi di bentornato. Se ne viene uno nuovo, traghettaci fino alla fine con dignità, perché stiamo ancora a pochi punti da quell'impossibile traguardo. È incredibile, è impossibile il traguardo, ma siamo ancora a pochi punti perché le altre squadre comunque zoppicano ogni tanto. Pensate un pochino. Da New York, Valerio Fluido è tutto, facciamo ulteriori approfondimenti nei social che sapete bene, perché dovete seguire tutte le cose belline, Telegram, le live, Twitch, eccetera eccetera, Instagram. Io più ne ho più ne metto. Voi? Amici bellini, siamo arrivati a 5.000, bravi, ma adesso abbiamo un altro obiettivo, sono i 7.500. Dopodiché la giveaway avrà il sapore di magliette un po' diverse. Iscrivetevi al canale, c'è stato tasto, da Saverio Solo, non mi ricordo come mi chiamo.